Luca Madonia, Il nostro tempo, quanto è bello questo brano, questo nuovo progetto di un artista che secondo me ha davvero un grande stile, una grande eleganza, oltre a essere una persona, oltre che artisticamente favolosa, anche umanamente, ed ho il piacere proprio di ospitarlo quest'oggi su Studio 90 Italia. Benvenuto, buongiorno Luca. Buongiorno, ciao, grazie, quante cose carine che hai detto. Vabbè, del resto voglio dire la verità, perché Luca Madonia artisticamente sappiamo e conosciamo bene il tuo stile elegante, ma sappiamo anche che sei una persona molto profonda, e nella dimostrazione anche ne sono la dimostrazione anche i testi che hai realizzato nel corso di questi anni e le composizioni che hai realizzato, quindi intanto complimenti già da adesso. Grazie. Parliamo di questo nuovo progetto, Il nostro tempo, quindi nuovo di zecca, esce un nuovo lavoro con delle sonorità particolari un po' diverse rispetto al solito, e che vedono un Luca Madonia un po' cambiato. Ma devo dire che volevo divertirmi di più, volevo un album che fosse anche più frizzante, più ritmato. Ci sono degli episodi, appunto, tipo il singolo che abbiamo appena ascoltato, Il nostro tempo, che sicuramente ha delle sonorità più moderne, ho riusato l'elettronica, anche se poi nel disco, nell'album, chiaramente c'è tutto il mio mondo, come hai detto tu, è la mia, come dicono quelli bravi, la mia cifra stilistica. Però devo dire che il tema comune mi divertiva molto, appunto, sfruttare fino in fondo questa cosa, è appunto il tempo in tutte le sue sfaccettature. Diceva Einstein, il tempo è un'illusione. Ecco, nel tuo caso lo è, oppure si va invece a ripercorrere ogni istante? Ma sì, ti illude anche spesso il tempo. Io gioco, cioè il tempo sia come tempo cronologico, perché con questo disco io fra l'altro festeggio i 35 anni di carriera, iniziati con i Danova negli anni 80, per cui devo dire che mi sento sicuramente un privilegiato, perché ho fatto una vita bellissima, sfruttando una cosa che mi è sempre piaciuta. E tempo come timing musicale, ci sono 3-4 episodi molto ritmati, molto danzerecci in un certo senso. Mi divertiva anche fare qualcosa di diverso dall'ultimo disco, che era La monotonia dei giorni, che era un disco più cerebrale, più pacato, diciamo. Lì parlavi di giorni e di altro, monotonia dei giorni, qui si parla del tempo, però c'è sempre qualcosa che li accomuna. E noi viviamo dentro il nostro tempo, per cui è inevitabile che tutte le riflessioni vadano a parare lì. Insomma, il tempo avvolge gli stati d'animo, le amicizie, gli amori, gli affetti, i momenti belli, i momenti brutti, capito? Qual è lo stato d'animo in questo momento di Luca Madonia attualmente? Ovviamente sono ipereccitato, perché quando esce un nuovo disco, dopo tanto tempo di lavoro, è il momento della verifica, per cui devo dire che il singolo sta andando molto bene, sono contento, è piaciuto, però io rimango sempre dell'idea forse romantica, con disco vado ascoltato tutto, per cui Il nostro tempo è stato scelto per introdurre tutto il nuovo lavoro che uscirà il 21 aprile. Però devo dire che ogni canzone si lega un po' all'altra, e non è forse un concept album, però i dischi una volta si ascoltavano tutti, mi piacerebbe se ancora oggi potesse essere così. E potrete farlo, perché so che ci sarà un concerto proprio il giorno dopo dell'uscita dell'album, sì, il 22 aprile, quindi si parte da Catania, per cui di buon auspicio. Anche con l'uscita del disco scorso di 2 anni fa avevo fatto un bellissimo concerto lì, bello, non mi esalto, non mi faccio complimenti, bello per l'affetto del pubblico, per la partecipazione, perché poi, appunto, come ti dicevo, ogni disco si porta 1 anno e mezzo, 2 anni di vita dietro, e poi partono i concerti, parte il tour, è la fase più eccitante. Allora, abbiamo parlato e abbiamo ripercorso intanto l'anno scorso con quest'album, la monotonia, ecco, mi si è inceppata la lingua, monotonia dei giorni. Lo ascoltiamo e tra poco torniamo con Luca Madonia a parlare di tante altre cose, quindi restate con noi. Anzi, se volete, 380 19 33 500, potete anche chiedere qualcosa se volete. La 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 la. Quanto mi piace questa canzone, L'alieno, Luca Madonia, con questo cameo di Franco Battiato che abbiamo ripescato. Che anno era? Era Sanremo 2011. Quindi un Sanremo con un bel Sanremo per tutta l'aria che si respirava, e poi perché, insomma, avere come corista Franco Battiato, lui ecco, l'ha dichiarato, vado a fare il corista di Luca Madonia. E voglio dire, un bravissimo corista. Direi. Salutiamo Franco
Franco Battiato e poi un duetto siciliano, doppio orgoglio, ecco. Bello. Poi la serata del venerdì eravamo in 3 siciliani, si è aggiunta anche Carmen, per cui certo. veramente una cosa di vera amicizia. Sono tante le collaborazioni che nel corso della tua, insomma, di questi anni hai realizzato con appunto Battiato, con Carmen, con i De Novo, l'abbiamo detto, Mario Venuti ovviamente, e poi ancora Patti Bravo, Gianni Morandi, insomma ce ne sono stati, Andrea Mirò, ce ne sono state davvero tante collaborazioni. Sì, e devo dire che è piacevole collaborare e scrivere per altri. È successo appunto per Patti Bravo, per Morandi che ha preso la mia canzone. Sentire le proprie cose cantate, interpretate da altri è sempre uno stimolo. Ecco, quando tu realizzi un brano per qualcun altro, già hai in mente a chi dare questo brano? No, non c'è, nel caso mio non è stato mai una regola. Morandi ha sentito un mio provino delle mie canzoni che poi mi ha chiesto perché gli era piaciuta, io ovviamente gliel'ho data perché insomma, a parte ci conoscevamo già da tempo ed è stato casuale, lui l'ha sentita in Sony perché un discografico la stava ascoltando, giusto nel momento in cui lui passava davanti alla porta, dice bello sto brano, lo voglio, di chi è? Di Luca Madonia, ed è nato così. Con Mirò ho fatto la musica di un pezzo anni fa che ero a Milano a registrare, insomma tutte cose devo dire casuali. E oggi perché ti piacerebbe scrivere un brano dei giovani d'oggi? Per John Lennon. Lo so. Così è dato che è impossibile, basta, chiudiamola. No, ci sono molti giovani bravi, devo dire. Salutiamo anche tuo figlio, a tal proposito, che comunque sì, ecco, io pensavo a loro, non sono di parte, per cui insomma non posso parlare, sarebbe scorretto. Comunque devo dire che ecco, sento un effetto spaziale. Era l'alieno che è arrivato, sì. ronza intorno. Si è sentito chiamare. No, io sono sì un fan sicuramente dei miei figli, e dico i miei figli perché Brando va sul palco, ma Mattia scrive anche i testi e molte musiche per i video. Comunque no, a parte loro ci sono sicuramente giovani talenti che hanno tante cose da dire ed è giusto che sia così perché io ho iniziato alla loro età con lo stesso spirito, per cui insomma. Senti, abbiamo percorso prima un po' la tua carriera, abbiamo detto che tu comunque sei stato fondatore dei De Novo, quindi tutto è cominciato con i De Novo e voi siete riuniti, poi vi siete lasciati come i fidanzati che si amano tanto che poi alla fine si separano, tornano insieme, si separano, tornano insieme. Ecco, oggi qual è il rapporto che Luca Madonia ha con i De Novo? Ma è un po' così, l'hai detto, perché in realtà siamo in ottimi rapporti e questa è la cosa fondamentale. È capitato nel corso del tempo, ecco, vedi che ricorre sempre il tempo, eccolo, che tante volte appunto per eventi sovrannaturali ci siamo rimessi insieme o per tournée o per festeggiare il trentennale, è stata l'ultima volta nel 2014. Ed è una porta aperta perché insomma è giusto che sia così, perché il primo amore non si scorda mai. Abbiamo passato un decennio, gli anni '80 bellissimo con i De Novo, eravamo ragazzini, i De Novo ci hanno permesso di entrare a far parte del mondo della musica, per cui di realizzare un sogno. E lì, non lo so, forse diciamo la nostra pensione, quando saremo veramente vecchietti, va a finire che faremo un giro con i De Novo per gli Ospizi, non lo so, per le ville Arzilla d'Italia. Il tempo trascorso, ecco, tornando al tempo, non si dimentica, però si guarda anche in faccia il tempo che arriva, il tempo futuro. Senti, io vorrei ripescare un brano dei De Novo proprio, con piacere, dal titolo Ma che idea, era il 1900... Sanremo 88. Bravo, è Sanremo preparato. 88. Sì, mi ricordo, ho studiato. Ascoltiamo Ma che idea, torniamo tra poco. Ecco, era un po', stavo cantando più che altro questo brano del 1988 dei De Novo, Ma che idea, che abbiamo ripescato e chissà quanta gente in ascolto avrà cantato come me questo brano stupendo dei De Novo, che comunque resta tuttora attualissimo secondo me. Trovi? Io non lo sentivo da allora, devo dire, però mi ha fatto piacere risentirlo, sì. Tanti bei ricordi di quegli anni. Allora, noi speriamo sicuramente, perché chi ama i De Novo spera sempre che ci sia una reunion o altro, quindi c'è sempre quell'amore che rimane per ciò che si è vissuto in quei periodi. E questo l'abbiamo percepito, devo dire che sì, anche i nostri concerti da solisti separati, quando facciamo brani di De Novo c'è sempre quell'entusiasmo che fa ovviamente piacere. Però poi ci sono dei progetti nuovi, come nel caso di Luca, Il nostro tempo, questo nuovo album che lo vede protagonista a 360 gradi, perché dicevi che non ci sono collaborazioni all'interno in questa occasione. No, qui l'ho fatto tutto da solo.
Meglio solo che mal accompagnato. Sì. Solo accompagnato dalla barba? Eh sì, la barba va e viene, svegliamo, è vero. Allora, quando è arrivato il giorno del servizio fotografico, che serve per tutto, anche per la copertina, io avevo la barba, così avevo deciso di cambiare un po' faccia. E ho fatto un giorno con barba e un giorno senza. Poi le foto che ci sono piaciute di più erano quelle con barba. Per cui... Ma scoprirete tutto, anche giorno 22, scoprirete tutto l'album, perché avrò mezza faccia con barba e mezza... Una nuova moda. Una nuova moda. Chissà, perché al giorno d'oggi, insomma, non ci stupiamo più. Un'idea, eh? Un'idea, vedi, mi è venuta così. Va bene, allora 22 aprile al MA Luca Madonia con Il nostro tempo, con questo nuovo album da ascoltare assolutamente. Sono molto curiosa, ci sarò anch'io con molto piacere ad ascoltare questo nuovo lavoro di Luca, che come già ho detto prima apprezzo moltissimo, un bravissimo artista, un grande artista. Ti davvero, Luca. Ancora. Oggi invece una domanda che questo è un programma che si chiama Stelle di Giorno. All'interno di questo programma a me piace conoscere proprio gli artisti, oltre che artisticamente, per ciò che sono realmente. E che mi vuoi chiedere? Tutti i giorni. Ecco, già mi stai guardando malissimo, ragazzi. Guarda, veramente mi sta fulminando. No, affatto, non ho segreti, misteri. No, volevo semplicemente sapere oggi, Luca Madonia cosa desidera? Ecco, qual è un sogno che magari ancora non è realizzato, che ti piacerebbe realizzare, che fa parte proprio di un tuo desiderio? Qualcosa che hai internamente? Ma guarda, rimango nella sfera professionale della musica, perché la vita privata per fortuna esiste, ma me la tengo privata. No, che si possa continuare ancora tanti anni ad avere l'entusiasmo e la carica per fare questo mestiere, perché è quello che ci vuole, che ti dà la spinta creativa. Appunto c'è la fase di realizzazione di un disco, poi partono i concerti, come ho detto prima 2 anni di vita se ne vanno intorno a un disco, per cui l'idea che si possa ancora continuare così, che possa ancora avere la curiosità, ecco, per scrivere canzoni nuove, credo che sia l'augurio migliore che mi possa fare da solo. E noi auguriamo a Luca Madonia di continuare così, con questo stile, con questa eleganza, e Grazie. giorno 22 tutti al MA ad ascoltare Il nostro tempo e a seguire questo splendido concerto. Quindi grazie mille Luca Madonia. Grazie a te, grazie a voi, buon ascolto, e sempre un piacere venire qua. Allora riascoltiamo Luca Madonia con Il nostro tempo, lo presenti tu questa volta, dai. Allora, dall'ultimo disco che ancora deve uscire, Il nostro tempo, Luca Madonia. Ciao Luca, Ciao, grazie. Grazie.